Presidente Crotti, in che maniera il Mose potrebbe essere funzionale all'idrovia o viceversa? Allora, il Mose oramai è un'opera che dovrà essere completata perché non si possono spendere 5 miliardi di euro per poi buttare via tutto. Ha la caratteristica di chiudersi, ad alzare le sue barriere nel momento in cui le maree superano il 1,10 m rispetto a quello dove Venezia andrebbe sott'acqua. Qual è il vantaggio del Mose rispetto all'idrovia? Che se avessimo bisogno in futuro di scaricare l'acqua a mare, non avremmo bisogno, se scarichiamo in laguna, non avremmo bisogno di tener conto delle maree, perché il Mose alzato ci permetterebbe di scaricare l'acqua. Tanto per dare un'idea, se fossimo colpiti da un'alluvione paragonabile per volumi a quella del 66, il professor Dal Paos ha calcolato che l'idrometro di Punta della Salute a Venezia si alzerebbe soltanto di 5 cm. Quindi l'idrovia è funzionale e il Mose sono funzionali perché se oggi per esempio non solo ci fossero state le grandi piogge ma ci fossero state maree come quelle che ci sono state nel 66, vi ricordo a tutti quanti che a Piazza San Marco c'era 1,90 m, i fiumi non avrebbero scaricato e quindi tutta la zona, specialmente più a sud, Corezzola, Codevigo, Chioggia naturalmente, per non parlare poi Piove di Sacco eccetera, sarebbe andata terribilmente sotto acqua in maniera assolutamente imprevedibile. Quindi anche il discorso dei bacini di eliminazione va tenuto conto rispetto anche al discorso maree. Nessuno tiene conto delle maree solo perché in questo momento la marea è bassa, relativamente bassa.